Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Grazie a te, cara Natalia, e buonasera. Anche se andassi nella Valle Oscura non temerei alcun male, perché tu sei sempre con me. Il tuo bastone, il tuo supporto mi confortano. Queste sono le parole che voi avete appena ascoltato nel pezzo composto da Ennio Morricone e cantato dal coro Le Shevatim, Gam Gam del 1993, tratto dal film Iona che visse nel ventre della balena e che ricorda l'Olocausto. Oggi è il 27 di gennaio dell'anno del Signore 2026. 81 anni fa le truppe dell'Armata Rossa arrivarono ad Auschwitz, entrarono sospettosi i primi soldati che peraltro nemmeno capirono che quel campo era stato appena sgomberato e si trovarono davanti alla più grande vergogna e infamia che l'umanità abbia mai visto e che Primo Levi ha da per suo raccontato in Se questo è un uomo. Io avrei voluto cominciare con la sua poesia, appunto, Se questo è un uomo, ce l'ho qua stampata, pronta per leggervela, ma ho preferito evitare perché mi pare invece che un'altra poesia, stavolta di Pierpaolo Pasolini, dal titolo Gli italiani del 1964, descriva molto meglio la situazione attuale in questo paese, nel quale, leggevo stamattina sui giornali, il 14% degli italiani si professa apertamente antisemita e mi vergogno io per loro. Natalia, agevoliamo il buon Pierpaolo, sentiamo che cosa ha da dire lui. L'intelligenza non avrà mai peso, mai, nel giudizio di questa pubblica opinione. Neppure sul sangue dei lager tu otterrai da una dei milioni d'anime della nostra nazione un giudizio netto, interamente indignato. Irreale è ogni idea, irreale ogni passione di questo popolo ormai dissociato da secoli, la cui soave saggezza gli serve a vivere, non l'ha mai liberato. Mostrare la mia faccia, la mia magrezza, alzare la mia sola puerile voce non ha più senso. La viltà avvezza a vedere morire nel modo più atroce gli altri,
con la più strana indifferenza. Io muoio ed anche questo mi nuoce. Ecco, per chi ha riconosciuto il sottofondo, questa è la voce di Pierpaolo Pasolini che recita questa poesia, appunto, Gli italiani, ed è alla fine del film Pasolini, un delitto italiano di Marco Tullio Giordana nel 1995. Neppure sul sangue dei lager tu otterrai da uno dei milioni d'anime della nostra nazione un giudizio netto, interamente indignato. È così. E così noi abbiamo visto in questi mesi un antisemitismo disgustoso, abbiamo visto un assalto ridicolo al quotidiano La Stampa, abbiamo visto gli imam andare nelle università a pregare, a predicare contro Israele, quando invece il Nobel Parisi anni fa firmò un manifesto per non avere niente, un po' di meno che Benedetto XVI, uno dei più grandi teologi del XX secolo, un gigante del pensiero e dell'azione, che poverino aveva commesso l'enorme peccato di voler andare a parlare all'Università della Sapienza e lo bloccarono semplicemente perché parlarono a difesa della sacrosanta laicità dell'università. Ecco, noi purtroppo stiamo attraversando questo periodo, gli ultimi testimoni se ne stanno andando, stiamo assistendo a una propaganda francamente orribile, che molto spesso mischia fatti che non c'entrano niente con il dramma dell'annientamento di 6 milioni di innocenti ad opera di quel porco di Hitler, che nulla c'entrano con la vergogna giuridica di questo paese che varò delle leggi infami avallate da Casa Savoia nella figura di Vittorio Emanuele III, e che hanno praticamente prodotto la persecuzione di cittadini italiani che fino al giorno prima erano stati ottimi patrioti, ottimi cittadini e avevano fatto ed erano stati anche eroici al fronte nella Grande Guerra e così via. Ecco, tutto questo lo dobbiamo ricordare, dobbiamo meditare che questo è stato, perché questo non accada più, perché quando chiudono i ristoranti kosher in Europa, quando dei poveri cristi colpevoli di essere ebrei vengono pestati a Venezia, colpevoli perché sono ebrei, o li aggrediscono negli autogrill gridandogli Free Palestine, gente che nemmeno si rende conto di quello che Hamas farebbe loro. Ecco, quando questo accade vuol dire che noi ci stiamo dimenticando le lezioni della storia. E allora, a maggior ragione, in un paese memoricida come questo, noi indulgiamo volentieri nel peccato mortale della memoria. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Dopo questa lunga premessa siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1124 di oggi, 27 di gennaio, martedì del 2026, giorno della memoria. Vi ricordo, come sempre, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva vite umane salva la vita intera, salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafé di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. 340-670-9659, le vostre zappe o WhatsApp, il telefono quando ve lo dirò io, 0292947222. La nostra dolcissima Anita ci scrive: ciao Antonino, musica dalla terra di Sion. Allora, Le Shevatim è un coro franco-ebraico e la canzone è stata arrangiata da Ennio Morricone, appunto, che usa questo salmo della Bibbia, che era il salmo che cantavano gli ebrei quando andavano a morire nei crematori, grazie a quel porco di Hitler, ricordiamolo, che egli sia maledetto in eterno, che fa sempre bene ricordare anche questo. Ecco, questo canto, appunto, è stato musicato da Ennio Morricone secondo i ritmi delle comunità ebraiche dell'est europeo, ed è tratto appunto dal film Giona che visse nel ventre della balena. Grazie per la tua domanda. Ma adesso, implacabile come sempre, arriva lui, Pierluigi Magnaschi, e andiamo.
Vuoi vedere che Trump fa il bene dell'Europa? Sinora la UE aveva piegato le ginocchia davanti al terribile antagonista americano. Il forum di Davos invece ha contribuito a cambiare la musica. Il merito è della risposta secca e risoluta della Presidente della Commissione europea, la sinora debole e rinunciataria Ursula von der Leyen, che ha ricordato a muso duro che la UE ha una produzione industriale superiore a quella degli Stati Uniti, un prodotto interno lordo di poco inferiore, una industria con notevoli punti di eccellenza anche se con dei vistosi ritardi nell'alta tecnologia. La von der Leyen si è permessa di dire tutto a muso duro quello che pensa delle idee di Trump perché per la prima volta il francese Emmanuel Macron, il tedesco Friedrich Merz, l'inglese Keir Starmer e l'italiano Giorgia Meloni ne hanno condiviso le idee e l'hanno sostenuta. Non so se questa unitarietà proseguirà, ma se essa continuasse farebbe molto bene l'Europa e in ogni caso c'è da dire che Trump è andato a Davos per suonare e ne è rimasto suonato. E allora, già che ci siamo, ladies and gentlemen, è arrivata la nostra gradita ospite di stasera, l'onorevole Tiziana Nisini, qui Parlamento. Qui Parlamento. Oh, buonasera e bentornata, onorevole. Buonasera a voi, grazie per l'invito, è sempre un piacere. Prego, ci mancherebbe pure. Poi noi apparteniamo alla stessa parrocchia perché veniamo tutti e due dall'esenzione 048, quindi qua siamo in famiglia, non si preoccupi. Allora, lei stasera parla con noi della proposta di istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia senologica, che mi sembra un'ottima proposta. Sì, esatto, è una proposta di legge che ho depositato e che mi auspico venga portata avanti il più presto possibile, perché partiamo dalla situazione che c'è nel nostro paese. In Italia ogni anno vengono diagnosticati oltre 60.000 casi di tumore al seno e il tumore al seno è la prima causa oncologica di morte delle donne nella fascia di età che si abbassa sempre di più, tra i 35 e i 55 anni. C'è da dire che la prevenzione funziona, gli screening funzionano, aiutano a guarire sempre di più, comunque a intercettare il tumore nelle prime fasi, però è un numero che è destinato a crescere. Non ci sono ipotesi di riduzione di questi numeri che sono altissimi. Questo significa che servono ancora di più per domani professionisti specializzati. Il problema nel nostro paese, perché io ho depositato una proposta di legge, se, come ho detto finora, funzionano gli screening, funziona l'informazione e gli specialisti sono ottimi nel nostro paese, perché quelli attuali sono prossimi alla pensione. E nel nostro paese non esiste una vera e propria scuola di specializzazione in chirurgia senologica. Esiste solamente un modulo opzionale di 6 mesi all'interno di chirurgia generale e non c'è è una formazione di fatto frammentata, disomogenea e molto spesso manca una vera pratica chirurgica, una specifica pratica chirurgica. E tutto questo crea un problema, ma non a medio-lungo termine, a breve termine, proprio perché questi senologi specializzati che sono formati sul campo sono prossimi alla pensione. La mia proposta di legge è una riorganizzazione all'interno di chirurgia generale, nel senso non uno step facoltativo opzionale di 6 mesi, ma dividere la chirurgia generale nei primi 3 anni con le basi la chirurgia generale per mantenere l'equipollenza con la chirurgia classica e gli ultimi 2 anni dedicarli all'indirizzo senologico, quindi interamente dedicati alla pratica clinica e chirurgica del tumore al seno. E così andranno definite e aggiornate le tabelle ministeriali con i profili specialistici proprio per inserire la figura
del senologo. Questo non comporta nuovi costi per lo Stato, è di fatto una riorganizzazione del corso che oggi non è più appetibile, non c'è frequentazione perché i ragazzi scelgono altri percorsi. E io che sto vivendo questo percorso oncologico sono stata operata da specialisti del tumore al seno. Ho ascoltato il loro grido d'allarme che arriva proprio da loro e quindi è indispensabile sbrigarsi, fare in fretta proprio perché le donne, e sono tante, hanno bisogno, cioè questi specialisti per noi donne sono una garanzia di vita. Sono angeli, ma angeli nel vero senso della parola, perché il percorso oncologico è un percorso lungo, è un percorso difficile, ci sono vari stadi in cui viene diagnosticato il tumore, ci sono percorsi veramente faticosi, difficoltosi, e anche avere la garanzia a livello anche psicologico nostro di essere seguiti da specialisti come lo siamo ora è un aiuto importante per tutto il tempo che ci vede impegnati. I percorsi oncologici durano anni, cioè il mio durerà 7 anni, quindi è un percorso lungo, non tutte le donne vivono una condizione, te lo dico, come la mia, che ho la possibilità di parlarne, di discuterne, di confrontarmi. Ci sono donne che vivono questo percorso sole e anche questi specialisti servono anche a fare rete tra di noi e ad accompagnarci in maniera sicura, certa, sono i nostri garanti. È per questo che io ne parlo spesso anche della mia esperienza personale, perché questa legge è importante, è una garanzia di vita per le donne che oggi sono bambine, per il futuro, le donne che nei prossimi anni purtroppo, ahimè, cadranno nelle sgrince del cancro. E noi non possiamo rimanere fermi, non possiamo rimanere inermi. Io voglio e sto utilizzando quello che è capitato a me, mettendolo a disposizione di tutte le donne, perché credo che sia doveroso farlo, perché voglio che tutte le donne possano essere assistite a specialisti veri, che oggi ci sono, ma probabilmente domani no, o comunque non saranno abbastanza. E questo mi sembra quando si dice la politica è l'arte del possibile, ma in questo caso la politica è politica con la P maiuscola, perché significa risolvere un problema dal quale dobbiamo uscire tutti assieme, ed è quello che diceva lo stesso Don Milani, no? Il mio problema è solo egoismo, sortirne tutti insieme diventa invece una soluzione politica, e quindi a maggior ragione ben venga questa legge. Senta, più o meno in quanto tempo potremmo avere una nuova generazione di senologi? Pronto? Mi sa che abbiamo... Ecco. Consideri che il percorso universitario dura 5 anni, poi ci sono altri, qualche anno ci vuole, non è immediato. È per quello che c'è l'urgenza di riorganizzare la specializzazione in senologia, che di fatto oggi non esiste, è frammentata, e chi vuole fare pratica deve organizzarsi da sé, lo dico in parole semplici, e questo sì. non è possibile. E quindi io sto spingendo, guardi, io non voglio che per forza vada avanti la mia proposta di legge, io ho alzato la questione, poi se il ministro dell'Università e della Ricerca vuole farlo suo e far uscire un provvedimento anche domani, io sono la donna più felice del mondo. A me interessa arrivare all'obiettivo, non che ci sia il mio nome, quello è proprio secondario e terziario, ecco. Conta poco. Per me l'importante è risolvere questo problema che mi è stato sollevato proprio dagli oncologi, dai senologi oggi. La medicina è evoluta, fortunatamente tante donne che in passato non ce la facevano oggi riescono a farcela, perché ci sono nuove terapie, ci sono nuove tecnologie, per cui i sistemi di cura sono migliorati, sono avanzati, ma servono anche le persone. Il capitale umano è essenziale, no? Lo si dice nell'intelligenza artificiale, certo, che l'intelligenza creativa è data dall'uomo. Anche in medicina le macchine hanno fatto tanto, hanno aiutato e aiutano a risolvere
problemi complessi, situazioni complesse e complicate, però la presenza dell'uomo, di questi specialisti del tumore, è essenziale e indispensabile. Onorevole, intanto l'augurio è che questa legge veda la luce il più presto possibile e naturalmente quando qualsiasi cosa, quando ci vuole aggiornare, siamo a disposizione, il microfono è aperto ed è pronto Va bene, a raccogliere volentieri. tutte le ultime Grazie. informazioni. L'altra cosa che le dico, sento che lei è in aula, cosa sta succedendo? No, sto facendo una votazione tranquilla, oggi è una giornata tranquilla. Arriverà il milleproroghe nelle prossime settimane, ci sono provvedimenti importanti, oggi è il giorno della memoria delle coide, quindi abbiamo fatto una commemorazione, una giornata tranquilla dove a volte anche la politica si unisce e non si divide. E questa è la cosa più importante. Grazie. Grazie a voi. E buon lavoro, la saluto. Grazie. E allora, noi adesso andiamo in pausa, pubblicità e poi Auschwitz di Francesco Guccini. A tra poco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Son morto con altri 100, son morto che ero bambino, passato per il cammino e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento del freddo giorno d'inverno e adesso sono nel vento e adesso sono nel vento.
Auschwitz, tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento. Io chiedo, come può l'uomo uccidere un suo fratello? Eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento, in polvere qui nel vento. Ancora suona il cannone e ancora non è contenta di sangue la bestia umana e ancora ci porta il vento. Io chiedo, quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare e il vento si poserà e il vento si poserà e il vento si poserà. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, questo era Francesco Guccini con i Modena City Ramblers, Auschwitz, versione del 2020, il pezzo originale, lo sapete, del 1967. Abbiamo provato a contattare il senatore Claudio Borghi, forse stasera non sarà dei nostri, ma noi comunque abbiamo tanta roba da offrirvi e di conseguenza apriamo già il telefono allo 0292947222 se volete intervenire. Intanto diamo un'occhiata anche alle agenzie, vediamo che cosa succede in questa giornata così particolare, nella quale, come avete sentito anche dalle parole dell'onorevole Tiziana Nisini, la politica una volta tanto si unisce e non si divide. Andiamo a vedere l'ANSA, agenti ICE ai giochi, Piantedosi vede l'ambasciatore USA, italiani non saranno in strada, forniranno supporto al servizio di sicurezza diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti alla nazione ospitante. Il sindaco di Milano Sala, non mi sento tutelato dal ministro degli interni. Chissà quanti milanesi non si sentono tutelati dal sindaco Sala. L'indagine, la Svizzera assicura squadre comuni con l'Italia per la strage di Kram Montanà. Le guardie rivoluzionarie e l'Iran convoca l'ambasciatrice italiana, irresponsabili le dichiarazioni del ministro. Perché? Perché Tajani va detto la verità, che siete una banda di assassini. Vabbè, stateci che è la realtà. Giorno della memoria, Mattarella, serve l'azione dell'UE contro l'antisemitismo, Meloni, condanniamo la complicità del regime fascista. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Buonasera Antonino, sono Raimondo da Padova. Come Ciao va? Raimondo. No, non c'è male, era da un po' che mancavi, dimmi tutto. Sì. Allora, una notizia che vedo in internet, però non vedo sui giornali italiani, cioè in giro nei media italiani non si vede. La situazione del Canada, dove ci sono qualcosa come 7 delle province, che è uno stato federale, quindi 7 stati, che sono lì per
fare la secessione dal governo centrale, e quindi dichiara la completa autonomia, e qualcuno anche dice beh, tanto vale, passiamo anche agli Stati Uniti. Non so se hai avuto notizie tu e se avrete intenzione di approfondire questo argomento. Mi stai facendo soffrire, Raimondo. Io di questa cosa ne ho scritto 6 mesi fa su Italia Oggi. Sono le province interne, chiamiamole province, contee in realtà, interne alla provincia dell'Alberta. L'Alberta, lo diciamo per i nostri ascoltatori, l'Alberta fino agli anni 70 era una delle province più povere di tutto il Canada. Non c'era praticamente niente, credetemi. Poi a un certo punto hanno scoperto il petrolio a manetta con lo scisto, no? Lo shale gas. E il petrolio ha portato una botta di benessere che la metà basta. Ora è da più di una ventina d'anni che esiste, adesso lo cerco anche nell'archivio di Italia Oggi, che così ti dico pure quando ne ho parlato. È da una ventina d'anni che c'è questo movimento che vuole o la costituzione dell'Alberta come nazione per i fatti propri, perché in un certo senso, se volete, ricorda un po' la Lega delle Origini, questo movimento che vuole la secessione dell'Alberta dalle province del Canada. Perché? Perché dice, noi qui lavoriamo, fatturiamo, produciamo, creiamo ricchezza per il resto della nazione, ma purtroppo tutti i soldi che diamo a Ottawa, la capitale del Canada, quindi al governo federale, non vengono reinvestiti a sufficienza nella nostra provincia. In un certo senso, parafrasando un famoso slogan della Lega bossiana, Ottawa ladrona, l'Alberta non perdona. Il concetto è più o meno quello. Oltre a questo, e ti assicuro che tra l'altro è un gruppo abbastanza agguerrito, non è che sono 4 improvvisati, 4 scappati di casa. Oltre a questo c'è chi vuole, se non la secessione dal Canada, dice vabbè, facciamo una bella cosa, visto che tanto noi abbiamo il petrolio, offriamo il nostro territorio direttamente a Trump, che così Trump fa una piccola eccezione al confine, che è il 49esimo parallelo, che divide appunto in linea retta il Canada dal suo ingombrante vicino meridionale, perché come vedete si è sempre i terroni di qualcuno. Ed essendo io, lo sapete, suddito di Carlo III ed essendo cittadino canadese, mi posso permettere di dire che gli americani sono terroni. Quindi, scherzi a parte, esiste questo movimento, tu hai pienamente ragione, io ora vedo di trovare il materiale perché non mi ricordo più ovviamente che cosa avessi scritto, o meglio, ti ho riassunto in breve il pezzo che ho scritto per Italia Oggi, credo un 6 mesi fa, e appunto questo è un movimento che va avanti da tempo. Il loro obiettivo però, caro Raimondo, è segnatamente quello di fare un referendum. Loro vorrebbero, più o meno un po' come fanno quelli del Quebec una volta ogni 10 anni e una volta ogni 10 anni vengono regolarmente trombati, vorrebbero fare un referendum quantomeno per dichiarare la secessione dell'Alberta dal resto delle province del Canada. Quindi, come vedi, sì, poi sai, tu dici nella stampa italiana non se ne parla perché purtroppo la stampa italiana, quando si tratta di, come potremmo dire, quando si tratta di intanto ti sto cercando il pezzo su Italia Oggi, ora ti dico quando è uscito. Quando si tratta di America, loro sanno solo Toronto, sanno solo New York e generalmente conoscono soltanto quegli ambienti da fighetti che frequentano. Ma l'America intanto non è New York, anzi, e tra New York e la costa californiana c'è nel mezzo un mondo che praticamente è sconosciuto a molti di quelli che da lì fanno le corrispondenze per i giornali italiani. E questo vi spiega anche perché non sono stati assolutamente in grado di capire per quale motivo
Trump sarebbe riuscito a vincere ancora una volta. L'altra cosa che ti dico è questa, è diciamo così, il Canada viene ignorato perché secondo nella visione che hanno certi personaggi o della stampa italiana pare che ci sono vasche, pesciolini e tanti fiori di villa, quando invece il Canada è una delle prime economie del mondo. Ma adesso, signore e signori, lo abbiamo trovato e dunque è giunto il momento della scuola di magia con il senatore Claudio Borghi. Vai con la sigla. Qui Parlamento. L'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Grazie Natalia. Ecco, per chiudere il discorso e scusandomi col senatore Claudio Borghi, dell'indipendenza dell'Alberta ho scritto il 28 giugno del 25 dell'anno scorso e appunto la premier dell'Alberta, Danielle Smith, quando Trump è stato eletto è andata a baciare la pantofola a Mar-a-Lago e, diciamo così, con un volo molto costoso ha tentato, diciamo, di arruffianarselo proprio perché l'Alberta, volendo, se lascerebbe il Canada per unirsi eventualmente agli Stati Uniti d'America. Chiudo questa parentesi, poi Raimondo, se mandi un messaggio su WhatsApp ti giro, sul WhatsApp della radio ti giro l'articolo così per tue informazioni. Allora, tornando a noi, senatore, ben trovate e buonasera. Ma buonasera a tutti. Scusate, scusi, io stavo sembra... un po'... Dica. No, ma sembra quasi che fanno apposta, no? Cioè, c'è da fare la riunione importantissima, così tipo 6:30. Ecco. Fatta apposta. Ma oltretutto magari dove prima non erano periodi più tranquilli o similari, no? Invece, però stavo parlando con l'esimissimo sottosegretario Morelli, che come ben sapete ha scritto qualche pagina insomma della storia di questa radio, no? Per cui, ma insomma, giusto qualcuna tanto per gradire. Lo salutiamo. Ciao Alessandro. Esatto, quindi non potevo sottrarmi, ecco, per cui insomma vabbè. Senza essere indiscreto, era una conversazione politica, credo. Beh, certo, sì, ovviamente, era una riunione con un po' di persone. Bene. Cosa volevo dire? No, qui tanto ogni volta, perché di robe da fare potenzialmente ce ne sono tantissime, sono i mezzi, come sapete, che sono pochi, però insomma ce la caviamo, perché forse magari ogni tanto qualcuno mi minimizza, no? Cosa significa avere la possibilità, avere mezzi, avere modo di fare, perché quando dicono ma cosa ci vuole andare contro l'Unione Europea? Faccio, ma sai, cosa ci vuole andare contro l'Unione Europea? L'Unione Europea ha investito un capitale economico e politico di cui voi non avete idea. Cioè, quei grattacieli, no? Pieni di gente strapagata e che si sentono ovviamente non soggetti a nessun tipo di legge, a nessun tipo di regola e che pensano di poterci far fare quello che vogliono. Ma immaginate cosa sono i miliardi che ci sono dentro e che ne chiedono sempre di più, no? Perché ogni volta che c'è un'idea di accentramento delle competenze all'interno dell'Unione Europea significa che poi arrivano sempre più soldi e in certi casi i nostri stessi rappresentanti e qualche volta anche qualcuno del nostro partito non ha capito ancora come funzionano. Perché loro sono stati bravissimi. Loro cosa dicono? Ogni volta che loro ti pagano qualcosa, ti fanno mettere il cartellino. Lo vedete sulle scuole, no?
fatto con il contributo dell'Unione Europea. Guarda, il PNRR sono soldi che ti danno per fare la strada, per fare quest'altro è fatto con il contributo dell'Unione Europea. Ma voi avete mai sentito parlare da qualche parte del momento in cui noi paghiamo l'Unione Europea? No, questo è nel silenzio più totale. E allora la gente crede effettivamente che ti stanno dando dei soldi. Guardate per esempio come il caso del Mercosur, no? Allora, il Mercosur hanno detto, guarda, approvate il Mercosur perché vi aumentiamo i soldi che vi diamo per la politica agricola, no? Che poi in realtà praticamente non ce l'aumentano, ci avevano detto che ce li diminuivano, ma poi dicono vabbè, li ripristiniamo così com'erano. Ma questi soldi che ci danno per la politica agricola sono sempre i nostri. Non è che i soldi che arrivano dall'Unione Europea vengono stampati da qualche parte, no? O vengono presi da qualche pozzo, no? dove ci sono su, allora ce li danno. Per cui se uno allarga il bilancio dell'Unione Europea per aumentare i soldi che ci arrivano dalla politica agricola, è ovvio che se tu sei quello che è incaricato di distribuire questi soldi, magari sei ingolosito, no? Perché dici, oh che bello, guarda, mi metto lì e li distribuisco io. Ma dal punto di vista del paese non sta arrivando un centesimo in più, perché in realtà è evidente che tu, Italia, che sei contributore netto dell'Unione Europea, se si allarga il bilancio significa che tu paghi di più e quindi noi ogni anno invece di pagare 12 miliardi ne pagheremo 15, no? Però ci danno 1 miliardo in più per la politica agricola e grazie, però ne abbiamo pagati 3, quindi te ne spariscono 3, te ne danno 1, però i 3 che spariscono non li vedi, quell'uno che ti arriva viene presentato in favore di telecamere. Se non è magia questa, magia ovviamente come quella che abbiamo spiegato noi, no? Cioè quella di illusionismo, un qualcosa col trucco, un qualcosa dove guarda la mano, vedi che intanto che ti stanno facendo guarda la mano, con l'altra mano ti spilano il portafoglio oppure ti fanno in generale quello che dovrebbe essere poi l'illusione. E quindi bisogna stare sempre molto molto attenti. Una di queste illusioni che stiamo vedendo realizzarsi in questi giorni purtroppo riguarda una cosa forse ancora più grave del Mercosur, cioè stamattina, senza che nessuno gli abbia detto mai vai e fai questa cosa o similari, la signora von der Leyen è andata a stringere un accordo di libero scambio con l'India. Ora, io agli indiani voglio bene, cioè, per carità, ma siamo sicuri che sia una buona idea? Cioè, è più probabile, uno deve svegliarsi la mattina dicendo è più probabile che saremo noi a vendere i nostri prodotti agli indiani o che saranno gli indiani a vendere i loro prodotti a noi? Saranno loro anche perché hanno 7 milioni di tonnellate di terre rare, primo paese al mondo. Voi capite che hanno qualche miliardo di persone perché vanno per i 2 miliardi che io sappia, cioè una roba di quel tipo lì. Hanno qualche miliardo di persone a bassissimo costo, no? che possono fare produzione. E quindi io veramente faccio abbastanza fatica a capire in che modo si possa pensare di ottenere dei risultati. Cioè, oggi ho fatto un post, diciamo, sapete che io insomma uso X anche per fare dei post un po' ironici, ma almeno così serve per far capire bene di cosa trattiamo. C'è il governo che per tramite del suo commissario pochi giorni fa, perché erano pochi giorni fa, ha concluso che bisogna farsi dare 7 miliardi di danni, d'ArcelorMittal, quindi gli indiani, un misto di indiani francesi, pensate un po', no? Cioè proprio il meglio del meglio. d'ArcelorMittal, che sono una società fra le più grandi operatori dell'acciaio, per i danni che ha fatto con l'Ilva.
quando per base delle regole europee non si e anche della magistratura, perché non dimentichiamo che il casino dell'Ilva è venuto fuori sulla base di un'indagine che senza problemi non ha avuto particolari scrupoli a far saltare per aria quello che era la più grande acciaieria d'Europa, no? E a seguito di quello però poi non si potevano fare gli aiuti di Stato, non si poteva fare niente, ma si potevano vendere agli indiani. Ora voi capite che anche questa è una roba che non sta tanto in piedi, perché cioè, io non posso fare gli aiuti di Stato, ma dall'altra parte posso vendere a uno Stato che può fare il cazzo che vuole. Cioè, non è che l'India ha le regole tale per cui allora se è privato, allora se è pubblico, allora io non posso, allora se ti do questo particolare tipo d'aiuto, no, seminari. Voi capite? Io non so se riesco a trasmettervi la follia, no, di questo mondo che noi stiamo subendo così come se fosse una cosa normale da anni, da decenni, senza minimamente rialzare la testa. Sì, perché è la stessa logica del Mercosur. Ma la stessa logica del io Mercosur. combatto rispettando le regole, tu fai quello che vuoi. Ma così non è pareggio. Non mi pare che è leale. Ma non è leale, ma è come dire, non so, guarda, io metto il pugile contro un lottatore di MMA, no? Adesso, ma può anche essere che se il pugile è bravissimo, no? Riesce anche a vincere. Ma di base, se uno non può colpire sotto la cintura, se uno ha i guantoni, se uno può fare solo determinate cose, l'altro può usare ginocchia, testa o qualsiasi cosa, farti gli sgambetti, morsicarti il polpaccio. Cioè, è evidente che alla fine potrebbe vincere quest'altro, no? Cioè, ma è abbastanza palese, non so, come dire, guarda, facciamo ieri guardavo una gara di uno sport bellissimo, adesso che stiamo cominciando a entrare in ottica Olimpiadi invernali, guardavo una gara del biathlon, no? Dove si deve sci di fondo con tiro a segno. Quindi lo sciatore di fondo ha dietro la carabina, no? e ogni giro deve fare 5 centri, ogni volta che sbaglia uno ha delle penalità di tempo. Ecco, voi immaginate che questo povero sciatore di fondo che sa che deve usare gli sci di fondo, la carabina e cose di questo tipo, fa la gara con uno che ha la motoslitta e il mitragliatore. Ma io non inizio neanche a farla la gara, no? Eppure, e questo invece è quello che continuiamo a fare con questa pazzia degli accordi di libero scambio, no? Con paesi che non hanno nessun tipo di limite e così via. Va bene, con Mercosur siamo riusciti con voto decisivo della Lega, perché almeno questo, diciamolo, facciamo tante cose sbagliate, ma ogni tanto qualcosa fatta bene la facciamo. Per chi non lo sapesse, perché non ci eravamo sentiti da quando c'è stata la votazione, all'ultima sessione del Parlamento europeo si è votato per fermare il Mercosur con un trucco, rimandandolo, bisogna anche imparare un po' a usare le armi dell'avversario, rimandandolo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in modo tale da chiedere un parere. Risultato, qualora questa cosa fosse avvenuta, e poi alla fine è avvenuta, tipo 2 anni ci vorranno sicuramente prima di avere una sentenza. Allora cosa succede? Che ovviamente tutti, la von der Leyen, il PPE e così via, tutti a spingere per evitare che questa cosa avvenisse, tutti gli altri partiti di governo hanno votato a favore, cioè attenzione, quindi i nostri fieri alleati di Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno tutti votato a favore del Mercosur, però invece per una volta non è passato per 5 voti. 5, perché la differenza è stata 10 voti fra sì e no, quindi 5 voti che sono passati da una parte all'altra, essendo che il nostro gruppo, tutti presenti al Parlamento europeo, è composto da 8 persone, significa che è stato grazie alla Lega che il Mercosur è stato fermato almeno per 2 anni. Quindi è una cosa, insomma, che veramente mi ha riempito di gioia come soddisfazione e anche per il fatto di vedere che sono poche le votazioni dove capita di essere decisivo, insomma, quando lo sei è opportuno e secondo me è anche utile ricordarlo. Adesso riproveremo anche quando ci faranno la grazia di chiederci l'opinione per le questioni dell'India, riproveremo anche qui a farli ragionare.
Ma capite che è complicato, insomma, no? Perché ogni giorno se ne inventano una. Cioè non hai ancora finito di prenderti la pallata in faccia del Mercosur, e subito già tu sei a Nuova Delhi a dire facciamo con l'India, no? È complicato. È complicato, vi posso assicurare. A me la cosa che fa più incazzare è questa cosa di dover combattere con una mano legata dietro la schiena. Questo è cioè, Trump ha fatto quel post su Truth sta settimana, non so se lei l'ha letto, senatore, dove lui ha scritto, dice: voi europei dovete stare molto attenti perché a voi altri l'Unione non ha regalato altro che regolamenti, pastoie e miseria, e se andate avanti così scomparirete. Ecco, a me pare che qui si va avanti a base di regolamenti, pastoie e miseria. Ma è così, è proprio vero, siamo su regolamenti, pastoia e miseria. Mi sembra una sintesi perfetta. Intanto scusate che ho sentito degli avvisi, non vorrei che poi c'è da votare, e a proposito di voti decisivi, poi finisce che io sono l'unico fuori quando ne mancava uno e non vado a casa più. No, sto ancora parlando il collega Satta di Fratelli d'Italia, poi vediamo. Comunque no, il punto è proprio quello, cioè che alla fine ci sono gente che evidentemente con queste pastoie, con questa miseria si trova bene, perché sappiamo benissimo che non succede niente senza che ci sia qualcuno che ha spinto per farla succedere. Evidentemente ci sono delle persone che pensano di guadagnarci o ci guadagnano, e ci sono ovviamente interessi fortissimi sotto, giri di sacchi di soldi come abbiamo visto in passato, vedi il Qatargate, no? E similari. Quindi non capisco se per una cosa banale come quella di dare una buona immagine ai mondiali di calcio in Qatar giravano i sacchi di soldi, figurarsi per delle cose un pochettino più succose dal punto di vista degli interessi possibili internazionali. Comunque vabbè, insomma, noi in un modo o nell'altro siamo qui in trincea a difendere quanto possiamo l'interesse nazionale. Vi segnalo sempre, anche se sicuramente l'avrete già sentito tante volte, ma ve lo ripeto ancora una volta, che si avvicina a grandi passi un momento fondamentale dove serve l'aiuto di tutti. Perché noi ovviamente, possiamo fare qualcosa, però siete voi ovviamente quelli che alla fine A ci date forza e B nei momenti decisivi dovete intervenire. Ecco, in questo caso si sta avvicinando uno di questi momenti decisivi dove dovete intervenire, ed è il referendum sulla giustizia. Io spero che sia chiaro a tutti la rilevanza dell'appuntamento. Non è un referendum pro o contro il governo, non è una cosa per Borghi, non è una cosa per Salvini, è una cosa per tutti noi. Se fallisce il referendum, ma molto banalmente significa che dalla giustizia non ci dobbiamo più lamentare, qualsiasi cosa succeda. Quindi finita lì, cioè perché altrimenti vuol dire proprio non aver capito come riniziare a far capire al potere giudiziario che non è del tutto staccato da qualsiasi tipo di rilevanza democratica. Intanto scusate, io entro, se sentite dei rumori di sottofondo. Allora ne approfittiamo per fare 10 secondi di pausa, senatore, così lei si va a sedere tranquillamente. Vai Natalia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo a voi la linea. Grazie, ecco, stiamo cercando di evitare anche un nuovo caso Ciampolillo, ve lo ricorderete, il senatore per il quale ci volle il VAR quando si fece una votazione. Noi, grazie a Dio, il senatore Borghi è entrato nell'aula del Senato, sta raggiungendo il suo scranno, per cui state tranquilli, farà il suo dovere nei confronti del paese. Senatore, è lì? È assiso? Sì. E allora? In tempo, adesso posso riuscire. No, perché se no poi fa effetto Ciampolillo e io non la voglio sulla coscienza, senatore. No, ma fate bene, ma anche perché poi figurarsi, hai visto, cioè, mi direbbero che sono assenteista, poi vai a spiegarglielo,
che non ero assente, ma ero nella saletta di fianco per evitare che gli amici di Radio Libertà mi sentissero con troppi rumori di sottofondo. Invece... No, ma invece comunque ci sono. non è molto invasivo nel microfono del telefono. Poi, voglio dire, è anche bello sentire lo Stato che sta funzionando, che sta facendo il suo mestiere. Quindi, ma di che si Sì, sta ma poi- discutendo stasera? Ma oltretutto era insomma una cosa abbastanza importante sulla ricerca medica, Ah. per dei fondi per la cura del melanoma. bene. Quindi insomma roba che servono a tutti. Però infatti diciamo non era certo una delle votazioni dove c'era rischio che l'opposizione facesse sorprese, ma insomma sempre meglio, come dire, sempre meglio essere sicuri, ecco, c'è una votazione. Senatore, mi scusi, c'è una notizia che è stata battuta all'ADN Kronos, Intanto sono un'esclusiva. seduto, perché tanto qua già la vedo male. Di solito quando c'è una notizia... Ecco, Vai. la notizia è un'esclusiva dell'ADN Kronos, io le leggo il titolo, è stata pubblicata 20 minuti fa, eccola qua. Vannacci accelera, depositato marchio futuro nazionale. A quanto risulta all'ADN Kronos, il generale nella giornata del 24 gennaio, 3 giorni fa, ha depositato il marchio di quello che dovrebbe essere il suo nuovo partito. Io le mando su WhatsApp anche l'icona, insomma l'immagine del partito, perché l'ADN ha pubblicato anche l'immagine di questo partito. Le dico pure che l'ADN scrive ancora: si muove il generale Vannacci, il tantam di queste ultime settimane con le indiscrezioni su un possibile addio alla Lega dell'ex capo della Folgore, pronta a dar vita a una nuova forza di estrema destra, sta diventando sempre più insistente, con rumor provenienti dalla Toscana, dove lo stesso Vannacci risiede. Le voci di un nuovo partito, non smentite dallo stesso interessato, mai dire mai, ha detto nelle scorse ore, trovano oggi una conferma importante. A quanto risulta all'ADN Kronos, infatti, il generale Vannacci, nella giornata del 24 gennaio, 3 giorni fa, ha depositato il marchio di quello che dovrebbe essere il suo nuovo partito Futuro Nazionale. Senatore, naturalmente io non le chiedo di dire che ne pensa, che cosa non ne pensa, anche perché non credo che su questo si debba esprimere lei, ma presumo Matteo Salvini, quantomeno per disciplina di partito. Però certo, nel momento in cui l'ADN Kronos scrive questa cosa, diciamo non possiamo ignorarla, ecco. Ma non è neanche la prima volta che si sente, cioè quante volte, ogni volta, quando aveva depositato il mondo al contrario avevano detto la stessa cosa, quando avevano depositato, cioè, capito? Insomma, non mi risulta niente di particolarmente nuovo, fino adesso si sono rivelate sempre infondate, no? Tutte queste notizie. Il nome Futuro Nazionale mi ricorda vagamente, se non mi ricordo male, un po' un tentativo non particolarmente ben riuscito di Fini. Sì, era Futuro e Libertà. Era Futuro e Libertà, hai ragione, vedi che infatti allora ci avevo visto giusto, per cui insomma non lo consiglierei, ecco, come nome se uno volesse fare un partito qualsiasi, ma io credo sinceramente che il generale Vannacci abbia ben chiaro, insomma, che non credo che ci sia nessun tipo di particolare vantaggio nel fare un partito che alla fine cosa serve? A far vincere il PD? Bella No, domanda. perché cioè io penso che l'unico risultato che farebbe chiunque vuol farsi un partitino o qualcosa del genere, diciamo che pesca nell'area del centrodestra o anche della destra estrema, chiamiamolo come vogliamo, di base è quello di dividere in presenza di un sistema maggioritario, toglie voti dall'area del centrodestra, qualora li tolga, perché io penso che non tolga niente, comunque qualora li tolga, il massimo che può capitare è che toglie voti dall'area del centrodestra e quindi ottiene di far vincere il PD. Insomma, non mi sembra che sia quello il caso, mi sembra che chi invece è un vero patriota cerca di portare la sua competenza all'interno dell'area che è più vicina al suo modo di vedere, e il modello insomma di uno che ci crede davvero è Kennedy.
no? Cioè stiamo parlando quindi di uno che avrebbe potuto tranquillamente farsi il suo partitino, che oltretutto era accreditato anche di cifre importanti, insomma, all'interno di molti stati americani, ma ha pensato bene di ritirarsi per combattere all'interno del Partito Repubblicano e dell'amministrazione di Trump, che giustamente poi l'ha premiato con il ruolo importante di ministro della sanità. Insomma, quindi in generale poi, forse anche le frasi devono essere pesate. In generale io penso che sia molto chiaro, ecco, quando uno vuol portare il suo contributo alla causa oppure quando non è. Io sono convinto sinceramente che il senatore Vannacci fino adesso sia andato assolutamente in questa direzione. Se posso suggerire, ma l'ho anche suggerito direttamente, continuerò a farlo, insomma. Ecco, fare magari un pochettino più di vita di partito porta a dei risultati. Certo. Perché è giusto avere tante idee, è giusto contribuire, è giusto avere un seguito importante. Questa cosa si moltiplica e si rafforza nel momento stesso in cui si fa vita all'interno del partito, perché il partito è una leva, cioè il partito è una cosa che consente di moltiplicare, no, la propria voce e quindi di ottenere sicuramente molti più risultati. Insomma, io credo di essere una prova vivente, perché è vero che non mi mancava la visibilità anche prima di entrare in politica, perché scrivevo sul giornale e così via. Però insomma essere in Lega mi ha dato la possibilità di realizzare, ecco, alcune cose che invece sarebbe stato soltanto in termini di testimonianza oppure senza particolari esiti. Cioè io quella notte in cui sono riuscito con il mio voto, appunto, anche in quel caso decisivo e casuale, a bloccare la riforma del catasto, ma io me la ricorderò tutta la vita. Ma il mio era un voto, ma il mio voto si appoggiava su quello dei miei colleghi. Certo. Cioè, se non ci fosse stata la Lega, se non ci fosse stato quindi la forza del partito, no, per riuscire a fare il numero sufficiente per poter ottenere la maggioranza e far saltare quella cosa che sarebbe stata disastrosa, perché sarebbe stata la tassa sulla casa degli italiani, la super tassa sulla casa degli italiani, che credo che avrebbe affossato tante famiglie, perché poi è quella più odiosa di tutte, no? Perché sul reddito, Sì. cioè, a un certo punto uno mi tassa il reddito, significa che il reddito ce l'ho, no? E quindi uno dice, certo, non mi fa piacere pagarla, perché le tasse non fa piacere pagarle a nessuno, però insomma dice, vabbè, guarda, a fronte di che se tu guadagni tanto paghi un pochettino più di tasse, ci può anche stare. Ma io posso tranquillamente essere disoccupato a casa, e se sono disoccupato a casa io con cosa le pago le tasse? Cioè vendo un abbaino, vendo un pezzo di bagno per pagarle. Quindi è chiaramente anche questo, che è una roba che viene costantemente richiesta dall'Unione Europea, quella di aggiornare il catasto per far pagare più tasse sulla casa. È ovviamente un altro degli oscuri piani, mi verrebbe a dire, dell'Unione Europea, che serve a toglierci uno dei nostri punti di forza. Il fatto che l'Italia sia il paese in Europa che ha la più alta percentuale di case di proprietà è una cosa che fa incazzare tantissimo l'Unione Europea, perché è uno strumento di difesa. Cioè, quando uno ha un tetto su cui ripararsi, capite che è più difficile costringerlo a fare quello che volete, no? Questa è una cosa ovviamente che fa incazzare tantissimo l'Unione Europea, per cui cercano in tutti i modi di farla saltare. Quindi io e la Lega ovviamente le difenderanno in modo strenuo, così come ulteriori aumenti dell'età pensionabile. È ovvio, no? Cioè, finché ti costringono a correre sulla ruota del criceto, perché poi la pensione diventa a un certo punto strumento di libertà finale, no? No, non devi. Poi lascia perdere che la Francia, perché sono quelli che guidano il gioco, loro vanno in pensione a 62. No, tu devi andare a 70.
perché sennò non va bene. E quindi, insomma, sono alcuni punti dove su tutto si può tranquillamente transare, su tutto si può trovare un compromesso, perché la politica giustamente è compromesso. No? Cioè noi non vorremmo mandare le armi all'Ucraina, però allora gli altri invece sì. Allora che facciamo un compromesso? Guarda, diciamo che mandiamo soprattutto aiuti civili, dai, vabbè, ok, no? Cioè, ecco, questo è fare politica che vi ho sintetizzato in pochi secondi. Però ovviamente tutti hanno delle linee rosse. Le linee rosse della Lega sono il possesso della casa, sono la tutela delle pensioni, la tutela delle classi meno agiate, e il mantenimento della capacità decisionale dei territori, cioè, capite? Questo è fondante della Lega. È ovvio che noi non possiamo su queste cose transigere, e quindi insomma la possibilità di poter difendere davvero questi valori, che sono convinto sono condivisi al 100% dal generale Vannacci, che ha dato ovviamente il suo voto decisivo per il Mercosur, per fermare il Mercosur, sono secondo me possibili solo all'interno di un partito. Altrimenti, se tu fai il partitino, il risultato è che stai aumentando le possibilità per il PD di fare il contrario di quello che dici a parole di voler fare, per cui insomma uno avrà depositato tutte le cose che vuole, ma non credo che alla fine farà così. E se per caso lo dovesse fare, perché io ho visto tante cose poco intelligenti fatte da persone che sembravano magari invece molto presenti a se stessi prima di vederli fare sciocchezze, penso che sia una sciocchezza. Senatore, c'è qui un messaggio che è arrivato al 340-670-9659 dalla nostra Anita. Nella malaugurata ipotesi della vincita del no, chissà i giudici e PM delle correnti di sinistra come si vendicheranno con i politici di destra e centrodestra. Vergognoso il lavaggio di cervello che le TV stanno facendo per il no. Io sto facendo propaganda per il sì come non ho mai fatto prima. Questa è la riforma fondamentale per cambiare il funzionamento della macchina della giustizia. Giustizia, democrazia e libertà. Insomma, mi pare che la gente lo sente come. No, ma vorrei dire all'ascoltatrice che ringrazio ovviamente e dello spirito giusto, ma non è che la cosa che mi preoccupa è cosa potrà fare il giudice al politico di centrodestra, cioè sinceramente non me ne frega niente. Tutto quello che hanno potuto provare a fare. Io guarda, quando sono entrato in politica ho cominciato a perdere anche le cause dei vasi dei fiori, cioè perché tanto bisognava, quindi non è, quando uno dice ma perché non si trovano le persone che si candidano e cose di questo tipo, perché in tanti giustamente ti dicono ma chi me lo fa fare, quindi non mi preoccupa sicuramente quello, anche se io, come dire, sono persona brava, tranquilla, però io bene o male, se uno è disonesto nel suo mestiere, che dovrebbe, io annoto, poi prima o poi ci sarà un altro tipo di giustizia. Comunque probabilmente più giusta di quella che fino adesso alcuni hanno somministrato. Ecco, senatore, un mio amico diceva che ci si incontra almeno 2 volte nella vita. Assolutamente sì. E se una volta, mi verrebbe da dire che se una volta prendere e dare addosso al politico di destra o leghista, soprattutto perché il leghista è proprio il bersaglio perfetto, era una cosa che poi magari poteva portare benefici, avanzamenti di carriera e cose di questo tipo, secondo me è un po' cambiata l'arietta, no? E quindi io in ogni caso, ripeto, ho sempre gli occhi aperti. Però non è tanto una questione, ripeto, mia, nostra, cose di questo tipo, chi se ne frega, è una questione di tutti i cittadini, perché chiunque abbia avuto a che fare con la giustizia avrà percepito che c'è qualcosa di migliorabile. Sì. Questo fatto di percepire che c'è qualcosa di migliorabile discende molto semplicemente dalla convinzione di essere intoccabili. È la convinzione di essere autoreferenziali.
E quindi, essendo che, bene o male, io decido io che cosa fare, non lo percepisco neanche io la voce del cittadino, no? Perché tanto faccio quello che voglio, l'unica cosa che mi conta è essere, diciamo, nella manica del capocorrente di Magistratura Democratica per avere la certezza della mia sede preferita, per avere la speranza del mio scatto di carriera e così questo tipo. Ecco, se invece, io non lo so poi se funzionerà il metodo scelto del sorteggio, così questo tipo, spero di sì, ma in ogni caso però è un segnale, secondo me, che è doveroso che i cittadini danno, cioè vale a dire, alla fine il potere ce l'abbiamo noi. E quindi se non siamo contenti di qualcosa, anche all'interno di un mondo autoreferenziale come il vostro, prima o poi con il voto ci arriviamo. Certo. Ed è un segnale importantissimo. Cioè, a quel punto capite che nel momento stesso in cui si capisce che quello che comanda è il cittadino viene anche considerato meglio. E quindi, dato che bene o male è una parte importante della nostra vita quella di avere a che fare con la giustizia, perché ragazzi, cioè, il fatto di avere la questione dove si dirimono le controversie, ragazzi, prima o poi il fatto di dover far valere i nostri diritti contro chiunque, contro il vicino di casa, contro lo Stato, contro qualsiasi situazione che possa succedere, capita a tutti. È giusto che venga considerato con i guanti, secondo me, il cittadino, e non come tanto un qualcosa che non conta, perché la cosa più importante di tutte è l'appartenenza a una o un'altra corrente. E si badi bene, non è una questione generale. È una questione, perché io sono convinto che la stragrande maggioranza dei giudici e dei magistrati siano eccellenti, ma ne ho anche prova provata, e anche in questo caso osservo tutto. Cioè, e non è che quello che mi dà ragione allora è quello bravo, no? Cioè, si capisce bene da come vengono gestite determinate situazioni ogni volta che si va per una causa anche la più banale, insomma, anche dal giudice di pace da cui vai a spiegare che la multa che ti hanno dato te l'hanno data perché magari c'era una targa falsa che avevano fatto da qualche parte, e tu ovviamente non eri quel giorno lì in quel posto lì, e quindi è impossibile che fossi tu. È molto visibile, ecco, mi verrebbe da dire, chi in qualche maniera ha a cuore il suo lavoro e la sua funzione, insomma, di servizio del cittadino, con uno strumento così importante come quello della giustizia, ripeto, sono la stragrande maggioranza, e chi invece vuole utilizzare quella posizione per fare politica, perché alla fine il punto è quello lì. Cioè, il famoso giudice che lì fuori, com'è che si chiamava, Apostolico, quella lì che era lì alla banchina a Lampedusa a urlare contro gli agenti, no? E cose di questo tipo, che poi dopo lasciava fuori qualsiasi tipo di clandestino, no? che venisse arrestato, perché evidentemente lei c'ha la convinzione che i clandestini devono stare per strada e che si sta meglio. Ma sono questioni che alla fine non possono essere, secondo me, tollerate. E quindi veramente, insomma, la mia invocazione è: state attenti, perché di elezioni ne avete fatte tante, di referendum ne avete fatti tanti, ma quello che ci sarà a fine marzo è veramente importante. Ricordo ancora una volta che bisogna andare tutti, cioè non c'è il quorum, non c'è tutte quelle cose strane. Tutti da 18 anni in su sono chiamati, in qualsiasi regione si abiti, saranno chiamati a votare, e ci vorrà un voto per il sì in più rispetto ai voti per il no. Credo che sia stato, insomma, se potete sui social riguardate l'intervento di Giulia Bongiorno che ha fatto in aula settimana scorsa, che secondo me ha fatto ben capire il livello di scorrettezza, insomma, con cui si sta andando, quando c'è l'Associazione Nazionale dei Magistrati che si paga delle campagne
pubblicitarie dove vengono dette menzogne a proposito della riforma. Cioè, penso oggettivamente che se non si capisce quanto è importante non si capirà più. Senatore, c'è un messaggio che arriva dal nostro Berengario Insubrico che da Roma saluta e chiede se è possibile togliere l'obbligo di dichiarare il possesso di anche piccoli quantitativi d'oro da investimento, tipo monetine o lingottini. È un sistema troppo pervasivo del fisco. Lui resta in ascolto e attende una risposta da lei. Ma io non credo che ci sia obbligo di dichiarare, lo sapete. Cioè adesso poi magari faccio brutta figura perché magari mi dicono che invece è così. Ma io sapevo che mentre diciamo l'obbligo della dichiarazione nel momento dell'acquisto è legato al lingotto, perché il lingotto ha una sua natura particolare che tale per cui bisogna sapere dov'è, e quindi diciamo viene registrato, è virgolette nominativo, insomma, non so come dire. Per quello che riguarda per esempio la monetina, quelle della cresima, del battesimo e cose di questo tipo, non mi risulta che ci sia nessun obbligo di dichiarare. Per cui mi verrebbe da dire già fatto, ecco, al gentile ascoltatore. Senatore, sono le 19, 26 minuti e 18 secondi. Questa settimana, per concludere, di che cosa si occuperà prevalentemente? Questa settimana, oltre alla normale attività parlamentare, vi ricordo, già che ci sono, infatti io vi avrei salutato senza farmi venire in mente che gli appuntamenti che ho ripreso per incontrarsi di persona, cosa che ovviamente è importante, ci sarà. E io ovviamente insomma le cose più importanti che faccio sono al Copasir, ma è bello che non ve le posso dire. Comunque vabbè, oggi tanto per dire non posso dirvi cosa si è detto, ma abbiamo incontrato l'amministratore delegato di Terna, che è la società che della rete dell'energia, insomma, no? Proprio perché l'energia sta diventando sempre di più una questione di sicurezza nazionale. Quindi io andrò avanti ovviamente con questo tipo di incontri, ma gli incontri che faccio con voi sono quelli più importanti, e giovedì sera sarò a Teramo, sempre per il pretesto, quello di fare la presentazione del mio libro, ma in realtà insomma bisogna incontrarsi e parlare di politica di persona, come piace a noi della Lega fare, guardandoci negli occhi. E venerdì invece venerdì pomeriggio sarò a Lamezia Terme, sempre a parlare di politica. E quindi bene. Insomma vi aspetto in queste due bellissime città del sud. Ecco, con buona pace di quelli che dicono che la Calabria, la Sicilia, la Sardegna sono state lasciate sole in questo momento, che non c'è nessuno dei politici che va a occuparsi delle regioni. Andrò lì alla Lamezia Terme, andrò anche a vedere ovviamente nella costa, quella dal lato di Catanzaro, andrò a vedere i danni, perché va bene vedere i filmati, ma penso che sia sempre opportuno guardare con i propri occhi i danni fatti da quella terribile mareggiata che c'è stata. Molto bene, grazie senatore come sempre. Buon lavoro. Grazie. E buona serata. Arrivederci, grazie. Sigla. Avete ascoltato Scuola di Magia. Le 19, 28 minuti e 44 secondi, che dire di più, ancora una volta grazie al senatore Claudio Borghi Aquilini, e diciamo così noi non possiamo che ringraziarlo per tutto ciò che naturalmente il senatore ci racconta con i suoi interventi e con la sua cortesia, perché alla fine ci dimostra, come possiamo dire, ci mostra la politica dal vivo, che poi è quello che fa alla Camera la nostra Laura Cavandoli. Insomma, cerchiamo di fare informazione. Noi adesso ce ne andiamo in pausa e poi ci ascoltiamo Noah, Beautiful That Way del 1997, dalla Vita è bella di Roberto Benigni. A tra poco.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears, light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. I will always be as close as you remember from before. Now that you're out there on your own, remember what is real and what we dream is love alone. Keep the laughter in your eyes. Soon your long-awaited prize we'll forget about our sorrow and think about a brighter day, 'cause life is beautiful that way. Grazie Natalia, e questa era Noah che cantava appunto Beautiful That Way, bellissima canzone tratta da La vita è bella di Roberto Benigni. Or dunque, buona gente, si sono fatte le 19:32 minuti e 48 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di oggi, martedì 27 gennaio dell'anno del Signore 2026, ma nel frattempo, signore e signori, il telefono è aperto allo 0292947222. C'è una telefonata, pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele, come va? Bonsoir, un saluto noblesse oblige, madame et monsieur, comment ça va bien, ladies and gentlemen, welcome, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con te Antonino, sulle magiche onde di Radio Libertà, la talk radio per eccellenza, è vero? Sì, direi, vorrei ben dire, insomma, cerchiamo di fare il nostro meglio. Vai pure col punto. Il punto di chi? Di Michele Caruso. Ecco, il punto di Michele Caruso su Radio Libertà. La memoria vive se diventa responsabilità e azione su cura concreta soprattutto per i giovani, lontano da ogni hubris. Lo ha detto la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, intervenendo alla cerimonia per il giorno della memoria della Shoah, l'Olocausto, che si è svolta ad Assisi nella sala delle spoliazioni del Palazzo Vescovile. Un incontro incentrato sulla storia di due donne umbre, Rina Berellini e Lucia Brozzetti, con un unico comune denominatore: il coraggio e il senso di responsabilità nel tendere la mano all'altro. Il Museo della Memoria, che ha promosso l'iniziativa, è divenuto negli anni un punto di riferimento nel panorama della memoria storica nazionale, un luogo che anche in questa occasione
ha aperto le sue porte alle giovani generazioni, accogliendo numerosi studenti distribuiti in 2 sale per consentire la partecipazione di tutti, vista la grande affluenza. Gli è stato mosso un J'accuse perché storia Magister Vitae, e dunque queste storie ci ricordano che il bene non è opera di eroi, ma di persone comuni che anche senza alcuna istruzione o potere hanno scelto di salvare altre vite. Le storie che oggi vi sono raccontate parlavano del coraggio straordinario di donne che in un tempo in cui ribellarsi era ancora più controcorrente hanno scelto di disobbedire a regole ingiuste, mettendo a repentaglio la propria vita per salvarne altre. Un coraggio civile che continua a parlare anche al presente. È proprio nel giorno della memoria si sostiene che le scuole siano strumenti concreti affinché il ricordo continui a parlare al presente e al futuro. La cultura è un punto cruciale. E così si è svolta questa cerimonia nel giorno della memoria che ricorda come durante il nazifascismo sui campi di sterminio, in quei campi di concentramento vennero uccisi tanti esseri umani, tra cui soprattutto gli ebrei. Giorno che consegna 2 messaggi: la tragedia di una persecuzione nata da un preconcetto razziale e insieme il bene compiuto da cittadini comuni. E dunque in questo museo umbro si racconta proprio il bene che nasce da una tragedia, rendendo la memoria viva e accessibile a noi giovani. Il sindaco di Assisi ha evidenziato come il giorno della memoria rappresenti un momento per riflettere e ricordare, ma anche per vigilare affinché tragedie simili non si ripetano, richiamando il significato dell'800° di San Francesco d'Assisi, il patrono di Assisi, appunto, che rilancia oggi più che mai un messaggio vivo di pace, fraternità e dialogo. E vado a concludere dicendo che il giorno della memoria anche così ci ricorda che anche una sola azione può accendere una luce, ma sono le azioni di tanti a cambiare il mondo, e dunque a farsi protagonisti, non restando indifferenti di un futuro fondato sulla giustizia, sulla pace e sul rispetto della dignità umana. Anche lo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dice: far memoria della Shoah, oggi ricordare quegli orrori invisibili delle vittime innocenti non è soltanto un dovere civico, significa rinnovare con forza il nostro patto civile che si fonda su fratellanza, rispetto, convivenza, significa ribadire con fermezza che non mi sono un po' emozionato, non permetteremo mai più che indifferenza, paura, complicità possano aprire nuovamente le porte a quello o ad altro abisso. Questa cerimonia è l'occasione per esprimere con orgoglio e con responsabilità il patriottismo italiano e repubblicano che ci rende custodi in ogni circostanza, in ogni momento della dignità unica, incancellabile e inalienabile della persona umana, e custodi della libertà e della democrazia. Un tuo pensiero da Michele Caruso, grazie e buona serata. Grazie a te. Il mio pensiero è che molto semplicemente ha ragione la Segre quando dice che c'è il bisogno di continuare nella memoria senza utilizzare la memoria per fare delle polemiche inutili o per dividere su determinate questioni, tipo agitare Gaza contro l'Olocausto, queste cose così, francamente, anche no. Voglio rispondere a alcuni WhatsApp che sono giunti. Allora, intanto, Raimondo da Padova. Raimondo, vedi che io l'ho trovato il pezzo dall'archivio di Italia Oggi sull'Alberta. Natalia ti ha mandato un messaggio con il WhatsApp della radio. Se ci rispondi, lei ti passa il pezzo a mio nome, e ti ringrazio per avermi lanciato questa provocazione. Come vedi, c'è chi le scrive queste cose, non è che stiamo qua e scriviamo di Corona e di Signorini, insomma, ci occupiamo di cosine un pezzettino più interessanti, come del resto tu hai saputo notare nell'occupartene, diciamo così, privatamente per i fatti tuoi. Quindi grazie, insomma, spero che quel pezzo che ti arriverà attraverso il WhatsApp, palesati, ti ripeto, quel pezzo che ti arriverà per WhatsApp, spero che possa rispondere a tutta una serie di tue domande che, diciamo così, aprono ulteriori scenari per quanto riguarda il futuro dell'emisfero occidentale.
L'altra cosa che dico, ecco qua le nostre bellissime zappe, momentino che andiamo a vedere che cosa aveva scritto Anita. Anita aveva scritto prima, vediamo un po' dov'è. Dov'è? Eccola qua. Buonasera. No, questo è Angelo da Piombino. Ciao Angelo. Buonasera Tonino, sono disgustato dall'imputazione del poliziotto a Milano. Piantedosi, Meloni, Tajani hanno paura di fare un decreto sicurezza con le proposte della Lega oppure proprio perché sono della Lega posticipano con proposta di legge. Ma no, ma guarda, l'imputazione del poliziotto io credo che si riconoscerà il fatto che, voglio dire, se tu approcci un poliziotto sguainando un'arma, ma secondo te il poliziotto sta lì e si inginocchia e fa quello che vuoi tu? O siccome egli rappresenta lo Stato e detiene legalmente l'uso della forza nel nome dello Stato proprio in virtù del contratto sociale, per tornare a Rousseau, del contratto sociale che fonda lo Stato, allora, secondo te il poliziotto non reagisce? È normale che a quel punto il poliziotto debba reagire perché tu non lo sai che quella è una pistola a salve. Tu in quel momento valuti le intenzioni dell'individuo. Tra l'altro l'individuo gli stava andando addosso, a quanto pare di capire, con questa cosa sguainata. Che cosa avresti fatto tu se fossi stato un poliziotto con la pistola in mano? E ripeto, io l'ho detto oggi mentre parlavamo in diretta con Laura Ravetto, ma lo dico qua, a me questa storia ricorda molto la vicenda di Rececconi, quel giocatore che nel 77 entrò in una gioielleria a Firenze, tirò fuori una pistola giocattolo, perché a quel tempo le pistole giocattolo, tu forse lo ricorderai, non avevano il tappino rosso che ora ci mettono per legge, e disse mani in alto, questa è una rapina, e quello tirò fuori la 357 Magnum, pam pam, 2 colpi e stese il povero Rececconi, che era in realtà entrato, povero Cristo, per fare uno scherzo, perché Rececconi era una persona allegra, ironica, aveva questa sua ironia e quindi gli piaceva fare degli scherzi. Nel clima dell'Italia del 1977 però presentarsi con una pistola giocattolo dentro una gioielleria dicendo questa è una rapina poteva causare questo, e infatti il gioielliere poi venne assolto. Io credo che il poliziotto sarà assolto. Certo, ci vorrà ovviamente ora tutto il tempo, tutto il procedimento, tutta la procedura, eccetera, eccetera, eccetera. E forse in questi casi, insomma, bisognerebbe trovare qualcosa per garantire, diciamo, una giustizia rapida, efficiente, che accerti i fatti in tempi rapidi e che la chiuda subito. A me sembra abbastanza evidente che il poliziotto abbia sparato non sapendo che quello fosse un giocattolo e abbia sparato per difendersi. Qua mi pare lo stesso discorso che fu fatto quando gli inglesi affondarono nell'82 alle Falkland l'incrociatore argentino Belgrano e morirono 300 figli di mamma assiderati nell'Atlantico. E però, vabbè, poi si è scoperto che gli inglesi avevano sfondato i codici degli argentini e sapevano che la nave stava tornando indietro per attaccare le portaerei inglesi e quindi avevano tutto il diritto di affondarlo. Ma l'ammiraglio Sandy Woodward, che comandava la task force, disse la velocità e la rotta di una nave possono variare, quello che conta è come io percepisco le sue intenzioni. E qua è la stessa cosa, cioè tu vedi uno che ti viene addosso, ti viene incontro, tira fuori questa cosa, tra l'altro in piena sera, tra il lusco e il brusco. Che facciamo? Ci fermiamo lì, parlamentiamo, scusa un attimo, egregio amico, mi vuoi mostrare l'oggetto che tieni nelle mani? Ah, è una beretta vera? No, non è una beretta vera, è una beretta a giocattolo. Ah, scusami tanto, ti auguro una piacevole serata, anzi, se vuoi venire con noi un momento in caserma, che magari ti prendiamo, ti facciamo qualche accertamento, perché insomma vogliamo capire un po' chi sei. No, ste robe non si possono fare. C'è un momento decisivo, il momento decisivo è quello quando quello fa quel gesto e tu lì devi decidere. E lì conta la tua intenzione, esattamente come disse l'ammiraglio Woodward. Mi spiace dirlo,
è una legge molto dura, però questa è la realtà. A me non passa nemmeno per la testa di andare davanti a una pattuglia dei carabinieri, della polizia, della Guardia di Finanza e tirare fuori la pistola a giocattolo senza il tappino rosso e dirgli va ammazza tutti quanti. Non lo so, io questo desiderio non ce l'ho, non ho mai avuto questa curiosità di scoprire che cosa succede dopo, per cui non credo ce l'abbia tu questa curiosità, quindi non credo ce l'abbia la buona parte delle persone che mi stanno ascoltando, quindi. Per finire, Anita, Antonino, per favore, puoi ricordare a tutti perché è nato quest'odio verso il popolo ebraico? Molti a cui l'ho chiesto non mi hanno saputo rispondere ed è tremendo. Allora, gli ebrei storicamente sono sempre stati perseguitati perché gli ebrei intanto sono stati scacciati dai romani dalla loro terra che accidentalmente era chiamata Palestina perché era una provincia romana e veniva da Filistin, dai Filistei, quindi non c'entra niente né Hamas né gli arabi. Nel 70 d.C. c'è già la diaspora, nel 73 d.C. c'è la guerra giudaica che è proprio la fine, insomma, delle ambizioni di uno Stato nazionale o comunque di un gruppo di nazioni ebraiche federate tra di loro, perché vi ricordo che al tempo della nascita di Gesù erano tutti regno di Giudea, Gesù era della Giudea, non era palestinese, questo lo diciamo per chi dice certe fesserie storiche. Andiamo avanti, secoli dopo, come sapete, si sono insediate delle popolazioni arabe, delle popolazioni di religione islamica, pur essendoci ancora qualche focolaio ebraico. Alla fine dell'Ottocento nasce il movimento con Theodor Herzl per il sionismo, per il focolare ebraico. Nel 18 c'è la dichiarazione Balfour da parte degli inglesi, nasce poi il mandato britannico sulla Palestina che finisce nel 1948. Dopo la Shoah l'ONU dice devono nascere due stati, uno stato ebraico e uno stato palestinese, ma mentre Ben Gurion proclama lo stato ebraico, i palestinesi, gli arabi, non vogliono lo stato palestinese e attaccano il neonato Stato di Israele. Questa roba qui nel corso degli anni si è puntualmente ripetuta. Ci sono state le guerre del 56, le guerre del 67, c'è stata l'operazione Piombo Fuso, eccetera, eccetera, eccetera. In tutto questo l'Iran è diventato una nazione guidata da degli estremisti fottuti, cominciando da Khomeini finendo a Khamenei, e finanziano tutta quella bella gente, tra cui Hamas, che il 7 ottobre del 2023 ha ammazzato 1200 innocenti nei modi più arzigogolati possibili e ha innescato una guerra il cui ultimo ostaggio morto è tornato ieri 843 giorni dopo. Spero di aver spiegato tutta la vicenda. Con questo noi chiudiamo, ci salutiamo con Nicola Piovani. Abbiamo vinto dalla Vita è Bella del 97. Daniele mi precisa che Re Cecconi non aveva la pistola addosso. Comunque, per quello che so io, lui entrò e disse questa è una rapina e l'altro rispose sparando. Venne assolto. Con questo la chiudiamo qua e niente, ci ritroviamo domani alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Grazie Daniele per la tua precisazione e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.